Si è consumata in pochi istanti la tragedia a Nanto questa mattina verso le 9. Un residente, Gianpietro Toffanello, di 61 anni, ha perso la vita, schiacciato da questo vecchio trattore scivolato improvvisamente nel fossato durante una manovra. La vittima, un noto vivaista della zona, si stava dedicando alla manutenzione del prato nella proprietà dei suoi genitori. Un lavoro periodico, abitudinario, apparentemente senza rischi. Invece, forse a causa delle piogge, il ciglio del fossato ha ceduto sotto il peso del mezzo, trascinando l'uomo con sé. Inutili soccorsi dei vigili del fuoco che hanno sollevato la macchina agricola con una gru per permettere ai sanitari del SUEM l'intervento. L'uomo era ormai privo di vita. Sul posto anche i carabinieri. La notizia si è immediatamente diffusa in Riviera Berica, dove ha destato dolore e sconcerto. Gianpietro era una persona molto conosciuta nella zona per il suo impegno sociale e l'attività di floricoltura gestita con la famiglia, molto apprezzata dai residenti. In tanti in mattinata si sono recati sul posto dell'incidente, gli ultimi istanti nel racconto della vicina. E ho sentito che stava tagliando l'erba. Ad un tratto non l'ho più sentito, però pensavo che fosse andato in casa. La mia vicina mi ha chiamato perché la figlia stava passando per la strada e ha visto il trattore rovesciato. Una persona un lavoratore, un gran lavoratore, teneva ogni lunedì pulito tutto questo appezzamento, un bravo ragazzo. Un familiare, un amico, un fratello per me. Oggi era il giorno di riposo, si dedicava alle sue cose lì, della famiglia e delle sue attività, stava facendo pulizia sull'argine di quel fosso. È un attimo, è una fatalità, un'imprudenza, sono cose che succedono quando meno te le aspetti e lì può capitare a tutti. Manifestiamo la nostra vicinanza alla famiglia, ai figli, al papà, alla moglie, proprio perché Gianpietro era una figura di rilievo della nostra comunità, una commerciante instancabile, faceva parte di tanti gruppi, era sempre col sorriso sulle labbra. Era anche il nostro fornitore a titolo gratuito dei fiori che vengono posti nel ponte di Nanto e anche davanti al municipio. Toffanello ci mancherà tantissimo.